Io utilizzo sempre forse, perché oggi non è ancora nulla perso, nulla è perduto. Fino al 1° agosto il Matera, questo è un impegno morale e personale verso tutti quanti noi, voi, tutta la città. Io non mi abbatto dinanzi a un illecito, dinanzi a pseudo responsabilità. La devono smettere di trattarci come hanno fatto in passato e di fare le loro scelte in base a criteri che oggi valgono, domani no. Per il Matera vale la responsabilità e per altre squadre no. Io darò filo da torcere fino all'ultimo, pure bloccato. La cattiveria verso di noi, verso la città, supera ogni limite. Ad oggi noi non abbiamo uno straccio di carta che ci dice qual è la colpa di questo Matera, meglio, di queste spese. Non ce lo dicono perché vogliono aspettare tutte le scadenze dei termini di presentazione di ogni eventuale domanda di ripescaggio o qualsiasi altra cosa. Io l'impegno che faccio, e l'ho detto poco fa, io cercherò proprio, se non mi danno questa carta per capire di cosa stiamo parlando e non mi danno la possibilità di rivolgermi ad altre autorità competenti, perché sappiamo benissimo che si sono susseguiti 3 passaggi, primo, secondo e terzo grado alternati, però poi c'è la giustizia amministrativa. La giustizia amministrativa è quella che potrebbe dare alla città di Matera la Serie C, perché è fuori da ogni ombra e fuori da ogni dubbio. Io cercherò in tutti i modi, bloccando anche l'inizio del campionato. L'inizio dei campionati, se non accetteranno o non ci diranno realmente perché Matera no e altre società sì, loro non cominceranno i campionati quest'anno.